Eccoci qua, TV7 Match, ultima parte della trasmissione dedicata alla, io ho detto questione femminile, questione maschile, ma anche qui parleremo di informazione e anche torneremo a occuparci del film The Post, sentiremo anche ancora Meryl Streep a proposito. Però abbiamo un telespettatore in attesa, abbiamo la signora Michela, se non sbaglio, buonasera. Buonasera a lei conduttore, all'editore e agli ospiti. Prego. Sentivo parlare di giornalismo d'inchiesta molto differente tra il giornalismo anglosassone e il nostro nostrano giornalismo e mi chiedevo appunto come mai, a margine ad esempio di una Padova che paga tasse quanto tutta l'Umbria messa assieme, se non di più, che paga 6 volte più tasse della Val d'Aosta, 5 volte più tasse del Molise, a margine di tutto questo, con tutto questo per po' di tasse, non abbiamo i soldi per un decente, dico decente, giornalismo d'inchiesta in Veneto, specialmente per quanto riguarda l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, perché mi sembra che se il gioco non vale la candela, vorrei sapere da un giornalista d'inchiesta, ad esempio, com'è possibile avere così tanto introito di tasse e quant'altro, se non si parla anche dell'inquinamento che questo produce, dell'inquinamento di cui nessuno parla, e chiedo alle giornaliste e ai giornalisti lì presenti e anche a voi stessi di dare molto più spazio a certo inquinamento, visto e considerato che poi l'inquinamento ce lo subiamo noi che paghiamo le tasse e non si sa dove vadano a finire le tasse. Non so se mi sono spiegata bene, spero di essere spiegata bene. È stata chiarissima, signora Michela. Grazie, buona serata. Alessia Cerantola, vuoi rispondere tu a questa? Sì, non essendo... Mi spiace, purtroppo mi occupo soprattutto di Estremo Oriente, per cui non è la mia area. Tuttavia, poi c'è un altro aspetto, le tasse ovviamente non sono collegate al finanziamento dell'inchiesta, questo è un aspetto fondamentale soprattutto perché si occupa di inchiesta indipendente che non è finanziata da fondi pubblici. Ad esempio con IRPI noi siamo finanziati da finanziamenti indipendenti, quando poi sicuramente c'è bisogno di molta più inchiesta, questo sono d'accordissimo con la signora, sono d'accordissimo che ci sono una serie di temi che non vengono affrontati in modo approfondito insomma, dalla stampa locale. Sono sicura che ci sono potenzialità in molti giornalisti che hanno la voglia, anche insomma c'è lo spazio e sono d'accordo che ce n'è più bisogno, ma mi fermo qui perché... Professor Casen. Fare un giornalismo di inchiesta è un giornalismo impegnativo ma anche costoso anche per gli editori. Non sempre le risorse sono sufficienti per riuscire a fare delle inchieste meritevoli e quindi naturalmente l'informazione lì si ferma. Siamo, parlo del mio settore, in una situazione di monopolio totale da parte di una sola persona che fortunatamente non si presenta alle elezioni, ma che ha vessato l'informazione italiana perché ha tolto le risorse a tutte le decine di emittenti italiane che avrebbero avuto il diritto di stare sul mercato e quindi di poter avere le risorse per poter fare informazione. E diciamo che un sacco di giornalisti sono usciti dalle emittenti locali per andare a approdare poi sia nel settore giornalistico tradizionale della carta stampata, sia poi invece nelle altre emittenti televisive, perché le emittenti locali hanno fatto scuola, hanno raccolto dal territorio persone che poi si sono dimostrate capaci di andare avanti. Purtroppo, ripeto, non c'è una scuola e la scuola è importante non solo da un punto di vista di preparazione, diciamo, professionale, ma anche di preparazione tecnica.
Oggi è necessario conoscere la tecnologia che impone la rete oppure la possibilità di montare dei servizi, indipendentemente dal vecchio concetto che una volta si usava: io faccio il giornalista, lui fa le riprese, l'altro fa il montaggio, l'altro mette la voce, eccetera. Oggi il giornalista è autosufficiente, perché la tecnologia è talmente semplice che uno può fare tutto da sé, però naturalmente bisogna conoscere il linguaggio della comunicazione televisiva, audio e video, e quindi della rete, eccetera, perché non basta soltanto conoscere i fatti, ma bisogna saperli proporre nella maniera giusta e con l'efficacia giusta che un fatto si merita. Certo, poi c'è la questione che quando si inizia un'inchiesta si sa da dove si parte, ma non sempre si sa dove si arriva. Certamente è il rischio principale che corriamo nel momento in cui prendiamo questa strada, però ecco, quella che il giornalismo d'inchiesta sia costoso e quindi non si debba fare, diciamo che sicuramente c'è un investimento, è anche un po' l'inizio con cui abbiamo iniziato, no? Anche questa discussione, dicevo a commento del film The Post, è stata una scelta coraggiosa, no? Quella di mettere a disposizione dei giornalisti, coraggiosa anche dal punto di vista di investimento economico. Mi rendo conto che dal punto di vista editoriale non sia facile, però io credo che l'impatto e il risultato che porta un'inchiesta di un certo tipo, fatta con certi criteri, che ha veramente porta a galla delle realtà che sono nell'interesse pubblico, superi di gran lunga, dia un risultato anche per l'investimento che è stato fatto per realizzarla. Se posso dire qualcosa, cioè, io penso che l'intervento della signora va preso molto seriamente, perché non è soltanto un giornalismo d'inchiesta a cui faceva riferimento la signora, ma anche la capacità che dovrebbe esserci da parte del giornalista o del giornalismo della denuncia. Per esempio, com'è possibile che noi scopriamo dopo anni che abbiamo l'acqua inquinata? Ma come mai non sono state fatte le domande prima? Dov'erano i giornalisti? Da Spelacchio. Ok, ma voglio dire, ma a un certo punto sono queste le cose che contano, ok? Quindi non è un giornalismo costoso quello di fare le domande, ma è un giornalismo scomodo. È un'attitudine. Ecco, è un giornalismo scomodo, perché deve andare a disturbare il politico, ma è tutto un giro ormai. A un certo punto è questa ormai la persona, il cittadino. Noi siamo scesi di livello, non siamo più cittadini, siamo soltanto consumatori, siamo agiti come consumatori e abbiamo perso lo status di cittadini. Questa è una delle questioni molto importanti che il concetto di democrazia dovrebbe affrontare, ma dal momento che siamo così tanto consumatori e il consumo è individuale, noi non abbiamo più quella visione collettiva di valutazione e anche di visione e anche di attenzione, e il giornalista si è sottratto a questo ruolo, e questo è il punto che lei sottolineava in certo qual modo la signora. E poi c'è una cosa se si può dire al volo, su quello che diceva la signora nella telefonata, la grande questione dell'ambiente, che conferma molte delle cose che sono state dette questa sera. Siccome fino a una ventina d'anni fa, in Italia soprattutto, ma un po' in tutto l'Occidente, a parlare di ambiente si veniva etichettati come di sinistra, e invece dopo 20 anni possiamo dire, anche qui un po' ottimisticamente, un po' voltairianamente, che per fortuna a parlare di global warming e di riscaldamento globale non si è più etichettati come dei pericolosi estremisti, ma ci si è resi conto di quanto sia un tema tragicamente all'ordine del giorno. Però al tempo stesso è anche vero che adesso, proprio perché questo argomento è stato tra virgolette sdoganato, bisogna guardarsi da tutti quelli che si riempiono la bocca di termini come sostenibilità. Ormai tutte le aziende lo fanno, anche quelle che inquinano dicono sostenibilità, soprattutto quelle che inquinano, sostenibilità, e quindi ancora una volta come si riesce a mascherare il conflitto e a interpretare più ruoli pur di salvare, ahimè, il profitto o altri meccanismi che sono brutti da dirsi, no? Per cui non ci si può più neanche confrontare con chi dice no, l'ambiente è una sciocchezza, perché tutti dicono sì, l'ambiente è fondamentale, e poi continuano a fare esattamente quello che volevano fare prima. Per cui l'urgenza del giornalismo su questo la si sente davvero, come diceva la signora in collegamento. Ma la cosa è molto semplice, basta
andare in una dogana a vedere cosa arriva e cosa esce. Certo. Ma la dogana c'è anche qui a Padova, cioè sono delle cose talmente ovvie, talmente così alla luce del sole, che non occorre essere un giornalista di inchiesta per trovare chissà cosa. È come quando si dice che per vedere com'è una persona basta andare a guardare i rifiuti che butta via, no? Tutto sommato. Sì, certo, ma tante cose che passano, parliamo del territorio veneto, no? Che passano per normali non sono, assolutamente. Questo è il dramma. E alcuni dati sono anche molto pubblici, tra l'altro, per cui anche lì non è sempre necessariamente costoso anche andare a muoversi, fare spostamenti. A volte abbiamo tutto sotto mano, sono dei dati, si tratterebbe a volte di frenare mettere assieme un po' meno spelacchio, un po' meno, diciamo, notizie così veloci, di consumo veloce, un po' più di lavoro anche di studio su quello che abbiamo di fronte, senza particolari anche investimenti, se vogliamo. E quindi otterremmo dei risultati, credo, anche relativi all'inquinamento, perché anche gli stessi dati a volte a disposizione della Regione del Veneto sono molto eloquenti, solo che non vengono utilizzati. Io li trovo molto poco riportati, ad esempio, nei media locali, quelle poche volte che mi è capitato, insomma, di intravedere qualcosa pubblicato anche dai nostri. Quindi si dovrebbe anche utilizzarli. Scusa. No, prego. E questo non è solo, il giornalismo non è solo ti ho raccontato un fatto che gli altri non ti raccontano, ma è ripeterlo, perché certi fenomeni, no, l'ho detto, quindi vi ho informato, ma se non viene ripetuto va nel dimenticatoio, non è più di attualità. Va detto in modo diverso magari, ma va ripetuto. No, io credo che alla fine i giornali, se vogliono fare la differenza, noi stessi come testate giornalistiche, fare un promemoria dei problemi non risolti. Vogliamo raccontarne qualcuno? L'inquinamento della laguna di Venezia, che c'è ancora tutto uguale a prima, il Mose, che non funzionerà mai. Vorremmo fare un'inchiesta sul Mose, chi ha deciso di fare il Mose? Non è stato Galan, che per carità anche lui ha messo del suo, ma è, diciamo, la punta dell'iceberg, Galan. Tutto quello che ci sta sotto, cominciando da Prodi, e abbiamo fatto delle puntate noi, però continuiamo a farle, e bisogna che la gente si renda conto che certi politici vanno cancellati, e non si può dire perché quello spelacchio è per far fuori la Raggi, è l'ennesima, nemmeno sono capaci a fare un albero di Natale, però la mafia a Roma è rimasta uguale identica, perché tutte le truffe che stavano facendo tentano di farle, vedi la spazzatura. Allora se hanno bloccato una situazione a Roma dove vogliono cambiare il sistema di smaltimento dei rifiuti, vanno contro a dei potentati che è difficile da smantellare. Allora è meglio smantellare il sindaco. Per carità, la Raggi non sarà il campione mondiale in velocità decisionale, non la conosco, non so cosa ha fatto, ma preferisco una che non fa piuttosto che tutti quelli che sono successi prima, che hanno fatto il contrario e hanno messo una città sotto coi bilanci di miliardi di euro. Non so se mi spiego, preferisco lo spelacchio. E posso dire che alla Raggi va anche bene dal punto di vista del trattamento mediatico, perché vorrei ricordare che al predecessore di Virginia Raggi, cioè Ignazio Marino, è stato imputato praticamente di aver combinato tutto quello che avevano combinato i precedenti sindaci negli ultimi 50 anni, cioè il processo mediatico che, anche se io sono più pessimista sull'operato di Virginia Raggi onestamente, però effettivamente che è in corso su Virginia Raggi, quindi spelacchio che viene ripetuto ogni minuto e così via, l'abbiamo visto eccellentemente all'opera, purtroppo dobbiamo dirlo anche con il gruppo Repubblica Espresso che ci ha messo del suo, nell'occasione degli ultimi mesi di Ignazio Marino, anche quello un sindaco su alcuni aspetti difficilmente salvabile, però che gli si desse la colpa di quello che non avevano fatto o che avevano fatto di male le precedenti 30 amministrazioni capitoline, insomma dava da pensare a chiunque avesse un minimo di buon senso, di buona fede, no? Nelle precedenti amministrazioni non c'è stato un giudice che ha incominciato, perché la Raggi
non entro nel merito del personaggio, ma è appena instaurata, ha beccato una denuncia penale. Tutto quello che hanno fatto prima gli altri, che portavano i soldi a Panama, no? Dov'era la giustizia in quel momento? Questo è il problema. Certo, il grande problema. Allora, quello che non si dice non esiste. E questo è il giornalismo. Allora, andiamo un attimo in pubblicità. Ci fermiamo un momento, torniamo subito e vediamo allora adesso di parlare anche di donne. A tra poco.